Pronti? 1, 2, 3. Valido il secondo tentativo con veloce Ganiador Jet che prende la testa e va così numero a 3 condurre Gianni Leone nei confronti Sat, di Giacinto squalificato. Pax che è già in seconda posizione, poi in terza Guinness World, primi 200 metri iniziali passati in 16:1. Numero 2 Gay Jet al Pechegno, comando nei squalificato. confronti di Giacinto Pax, in terza posizione Guinness World, in quarta Guapo MD che precede Geppetto, quindi Guess Kampf e ancora Galapago. 31,6 per i primi 400 di corsa. Prosegue in vantaggio Ganiador Jet che trascorre 600 metri di comodo in 47,8. Va sulla retta opposta alle tribune, indisturbato leader Giacinto Pax in seconda posizione, in terza Guinness World, mentre prova a muovere dalle retrovie Guess Kampf che cerca di risalire trascinandosi Galapago. 1, 3 e 4 i primi 800 metri di corsa, prosegue dal leader Ganiador Jet, per il momento mai impensierito dai rivali, Giacinto Pax sempre nella sua scia, Guinness World in terza posizione che precede sempre Guapo MD, mentre allo scoperto Guess Kampf cerca di arrivare sui primi, ancora però ben distante. Metà gara passata in 1:19,5. Ganiador Jet sempre in evidenza su Giacinto Pax, non cambia nulla se non che ora Giacinto Pax dà una sveglia alla corsa, sposta all'esterno del leader Ganiador Jet, prova ad andare all'attacco, Ganiador che risponde accelerando, attacco esterno di Giacinto Pax, in terza posizione rimane Guinness World, poi Guess Kampf con accanto Guapo MD, frazione svelta in 15 per la curva di destra, se ne vanno in due. Ganiador Jet e Giacinto Pax al suo esterno, poi Guinness World a 400 dal palo, la frazione della retta opposta alle tribune in 14,5, 29,5 questi 400 metri di corsa e Ganiador Jet è in vantaggio, ha respinto il primo tentativo di Giacinto Pax che ripiega nella sua scia. Guinness World mantiene la terza posizione avanti a Guapo MD, la retta d'arrivo per Ganiador Jet che l'affronta in vantaggio nei confronti di Giacinto Pax che prova a rispostare al suo esterno, è sempre in vantaggio Ganiador Jet. Nel finale Ganiador Jet viene a rifinire il coast to coast vincendo netto, secondo Giacinto Pax, per il terzo Guinness World finisce in linea con Guapo MD finito forte ma tardi, c'è 31,6 gli ultimi 4. 1:18,1 il ragguaglio cronometrico per il successo di Manuel Pistone e Salchia Ganiador Jet. Giuseppe Pistone al training per i colori degli allevamenti Toniatti. Primo successo in carriera alla seconda uscita per il figlio di Wishing Stone e Urania Sartor, che velocissimo tra i nastri prende la testa, non si lascia mai avvicinare veramente. Giacinto Pax va su il secondo, per il terzo è molto stretta. La prima impressione per Guinness World, però è lì vicino Guapo MD, si va dal giudice per il terzo.